coin fleuri, dans une auberge en pleine verdure, elle déjeune sur le bord de l'eau, puis valse au son d'un phono, en chantant pour marquer la mesure. Aveva manifestato il proposito di chiudere col tour per dedicarsi di più alle corse italiane, però non ha avuto il tempo di farlo. Prima della Sanremo, mentre si allenava in Riviera per una brutta caduta che gli aveva lussato una spalla, e poi mentre si stava preparando un po' più a fondo, sempre in Francia, per la notizia arrivatagli via telegramma della morte di Giovanni, il fratello, forse quello che gli era più vicino come età, come bicicletta. L'occasion il faut la saisir, payons-nous un petit peu de plaisir. Nous n'en ferons pas toujours autant, on n'a pas tous les jours 20 ans. E così, tanto curioso anch'io, avevo 16 anni circa, e chiedevo come è morto così, chiedevo sempre lo zio qua. E diceva che meno che il giorno là non doveva andare via, non doveva perché non stava bene, almeno quello che mi diceva la zia. Non stava bene e lascia stare, non andarsi. Che guarda che anche Alfonso Vicini non viene perché non sta bene anche lui. Ma no, Alfonso Vicini era il suo gregario, era il suo fido gregario. Andavano sempre assieme. Penso che sia stata l'unica volta che è uscito da solo. Alfonso Piccin si era rifiutato perché aveva avuto storie con Bottecchia e sapeva che c'era qualcosa sotto. Questo si capisce anche dall'inquietante santino fatto stampare dalla vedova. E l'importanza della vittoria di Bottecchia è enorme, anche ripensando alla distanza di 83 anni, perché nessun corridore italiano aveva mai indossato la maglia gialla al Tour, non diciamo vinto, e poi vinto come lo vinse Bottecchia, tenendo la maglia dal primo giorno all'ultimo, che è un'impresa doppia, un'impresa nell'impresa. Eppure qualcuno ci aveva provato, anche buoni corridori. Girardengo stesso si era ritirato dopo poche tappe, Binda ci avrebbe provato dopo e anche lui si sarebbe ritirato, perché era una corsa massacrante, molto più del Giro d'Italia.